Questo piccolo comune veneto ha radici storiche antiche. Già abitato in epoca romana, divenne importante nel Medioevo grazie alla sua posizione strategica lungo il fiume Tagliamento. Il commercio fiorì, con botteghe e mercati che ancora oggi raccontano storie di scambi e tradizioni secolari. Benvenuti a Fossalta di Portogruaro. Magazzini Voltolina è nata ancora negli anni 60 da parte dei miei nonni, poi l'ha continuata mia mamma e adesso un po' un pezzo con mia sorella, adesso sono qua io, insomma. Abbigliamento, scampoli, tessuti, arredo casa e quello che serve per la casa e per la persona. Una cosa che ormai tutti ripetono, che è diventato un detto, è vai dai magazzini Voltolina che sicuramente trovi qualcosa che ti serve per vestirti. Al giorno d'oggi bisogna essere sempre più attenti alle esigenze delle persone, cosa cercano e la differenza che fa con noi rispetto ad altri mercati, altre linee, altri canali di distribuzione è quella che cerchiamo di dare il servizio in modo che ci sia la persona che assiste il cliente nelle sue scelte, lo sappia consigliare, gli fa provare i capi, toccarli con mano e in modo che possa scegliere in maniera consapevole quello che gli piace per la sua giornata o per il tempo libero o per le cerimonie. Noi speriamo che continui così, nei vari anni dei miei nonni, poi i miei genitori hanno sempre ingrandito, dunque dato sempre più spazio alla merce, eccetera. Noi contiamo di riuscire a mantenere e continuare su questa strada. L'attività di Bidon Fashion 1938 nasce nel 1938, quando Giovanni Bidon, insieme a sua moglie Palmira, iniziò a realizzare e vendere zoccoli nei mercati locali. Oggi l'azienda si occupa della vendita di scarpe, abbigliamento, borse e accessori per uomo, donna e bambino. Inizialmente Giovanni e Palmira trasportavano i loro zoccoli ai mercati locali con un carretto trainato da un asino. Questo metodo di trasporto, sebbene rudimentale, rappresentava la dedizione e l'impegno della famiglia Bidon nel portare i loro prodotti ai clienti. Il commercio una volta era basato sugli scambi diretti nei mercati locali. Oggi, grazie alla globalizzazione e all'e-commerce, le vendite avvengono online, permettendo di raggiungere un pubblico molto più ampio. Bidon Fashion 1938 è rimasto al passo con i tempi, abbracciando le nuove tecnologie e offrendo i propri prodotti attraverso il negozio online. Bidon Fashion 1938 fra 50 anni si immagina come un'azienda ancora più innovativa, tecnologicamente avanzata e con una presenza online ancora più forte, mantenendo sempre viva la tradizione familiare e la qualità dei prodotti. L'attività si chiama Villotta Patrizio EC-SNC. È nata circa, 70 anni fa, circa, e poi ha cambiato denominazione alla morte di mio papà che l'ho intestata a me. Vendiamo generi alimentari, salumi, latticini, frutta, verdura, un po' di carne al fine settimana. Quando è morto mio papà, dopo un anno abbiamo rinnovato il negozio perché sì, prima avevamo anche il bar, avevamo bar e negozio. Abbiamo chiuso il bar portando le licenze in municipio e abbiamo rinnovato il negozio e ci siamo mantenuti bene, dico, fino a non molto tempo fa. Adesso in avanti le cose non stanno più andando molto bene, stiamo sopravvivendo. Una volta il commercio era più tatto con il cliente, era più familiare perché la gente abitavano qui vicino, venivano in negozio e quando facevano una casa nuova dicevamo guarda che un altro cliente c'è qua. Invece adesso fanno condomini di 30 appartamenti e non conosciamo neanche quelli che abitano dentro. Questo è il resoconto. Penso di avere tanta vita fisica
però commerciale pochissimo ancora. Siamo ridotti proprio agli ultimi sgoccioli. Proprio non vale la pena lavorare. Non vale la pena lavorare perché uno che lavora, paga i contributi, le spese sono cresciute, aumentate in maniera sproporzionata, gli utili non ci sono più, quindi uno deve solo chiudere, altrimenti si rovina, mangia quello che ha tenuto da conto, messo da parte in 50 anni di lavoro. Salta di Portogruaro ci insegna che la garanzia di un luogo in cui trovare quello di cui hai bisogno può diventare un detto locale, che non importa da dove e come sei partito, l'importante è mantenere il giusto equilibrio evolutivo tra tradizione ed innovazione, che nonostante le difficoltà evidenti è fondamentale mantenere giovane e positivo lo spirito dentro di noi.